Monti, mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Sono le prime due strofe della canzone Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, che invitano alla persistenza nella ricerca, perché prima o poi, alla fine, se sei nella mia terra, ti ritroverò. Chi conosce il proprio territorio non può perdersi, né qualche estraneo può pensare di nascondersi senza essere visto. La nostra madre terra ci ha insegnato che possiamo sopravvivere dei suoi frutti per resistere anche contro chi, straniero, vorrebbe conquistarla. In premessa, vi saluto. Coloro che hanno il controllo del territorio, per quanto ampio possa essere, hanno un punto di riferimento preciso da cui partire per misurare il mondo. Nell'itinerario antonino, in latino Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti, una grande cartina stradale dell'Impero Romano in cui sono indicate le distanze tra una località o stazione di sosta e un'altra, per quanto concerne la Sardegna, una delle strade principali partiva da Tibula o Tubula e giungeva a Caralis ed era chiamata in latino Atibulas Carales, vale a dire da Tubula a Carale. Il fiume Coghinas, oggi chiuso da due dighe o sbarramenti denominati di Casteldoria e Coghinas, è ancora per certi tratti navigabile. In antichità, molto probabilmente, tale via congiungeva con piccole imbarcazioni la città di Tubula o Tula al suo porto omonimo, posto alla foce del fiume Coghinas, oggi detto di San Pietro a Mare. La strada terrestre costeggia ancora per buona parte il grande fiume e transita a Irula, dove nella frazione di Samela è stato rinvenuto un miliario della strada romana che da Tula andava a Codaruina. Nell'itinerario Antonino Augusto erano indicati 4 percorsi che collegavano il nord con il sud della Sardegna. Il primo era la via costiera che partiva dal porto di Tubula, attuale porto di Valledorio a Codaruina, e seguiva la costa nord-orientale fino a Cagliari. Il secondo, per compendium, ossia via alternativa, aveva il capolinea a Olbia, da cui una strada interna raggiungeva il capoluogo isolano. Il terzo tracciato partiva da Tubula, dunque Tula, e transitava lungo la costa nord-occidentale fino a Sulcis, Sant'Antioco e da qui fino a Cagliari. La quarta via, quella trattata in questo video, aveva la sua prima stazione di partenza non nel porto, ma nella città di Tubula. Quindi iniziava il cammino verso Cagliari da Tula e dunque dalla sua grande muraglia megalittica di Samandramanna, uno dei centri astronomici dell'antichità, punto trigonometrico da cui si misuravano il tempo e lo spazio. Infatti Samandramanna è un grande goniometro con 2 ingressi o punti luci perfettamente tratti e orientati, nord-sud, est-ovest, con il sole che si incugna durante l'equinozio di primavera. Gemellas è diventata una città fantasma poiché finora si era pensato che la città di Tubula, erroneamente pronunciato Tibula, capolinea della strada Tibulas-Caralis, fosse situata nei pressi di Castelsardo. Così non può essere, dal momento che l'itinerario antonino è preciso nelle distanze e le miglia dal castello di Frigiano o Castelsardo non conducono alla località di Gemellas. Individuando invece correttamente Tubula con Tula, la prima stazione di sosta dopo il capolinea di questo quarto tracciato porta a una nota località. Dopo Tubula o Tula, a 25 miglia, vale a dire 37 km circa in direzione di Cagliari, la prima stazione di sosta indicata dall'itinerario antonino è Gemellas, che in sardo e in latino significa doppia, in coppia, simile, uguale. La voce Gemellas, accusativo plurale, seleta con le regole grammaticali dell'antichità, quando la sillaba iniziale Ge si pronunciava come una velare Ge e le consonanti laterali doppie L esprimevano il suono cacominale Du, risolveva in Gemellas, esattamente come oggi in sardo si traduce l'italiano gemelle. Tenendo in considerazione il fatto che in altri tempi le strade seguivano la mezza costa e non la pianura per non impantanarsi nelle giornate di pioggia, misurando anche i diversi tornanti che cavalcano la morfologia del terreno e che oggi sono spazzati via dalle ruspe,
Percorrendo l'attuale strada provinciale numero 103, che si collega alla strada provinciale numero 67, si giunge direttamente alla chiesa di Sant'Antioco di Bisarcio. La distanza che separa Bisarcio da Tula è perfettamente speculare a quella indicata per Gemellas da Tubula. La grande struttura romanica di questo luogo di culto coglie impreparato il visitatore, in quanto si tratta in apparenza di una cattedrale in mezzo alla campagna. Non bisogna guardare ovviamente questa chiesa con gli occhi di oggi, ma con le fonti del suo passato. La chiesa di Bisarcio è stata nel Medioevo sede di diocesi ed è documentata dal 1065. In quel tempo coronava un centro piuttosto popolato, di cui oggi rimangono importanti resti, posti a pochi metri dall'edificio principale. Tale cattedrale è ora foranea alla diocesi di Ozieri. La cattedrale è stata dedicata a Sant'Antioco, ma il suo toponimo è rimasto legato al territorio e viene riportato in latino con la denominazione di Bisarcium. Tale lemma è composto dall'avverbio bis, che significa due volte, in due occasioni, in doppio modo, e dal sostantivo arcium, che declinato al genitivo plurale vuol dire degli archi. In altre parole, la località era caratterizzata da due archi, probabilmente d'ingresso alla città o a strali, simili, quindi gemelli, da cui il nome Gemellas, Gemeddas, riportato nell'itinerario antonino. Esempi di archi gemelli si riscontrano in altre città, come ad esempio a Roma, nell'antica Porta Appia, chiamata anche Porta ad Archi Gemelli, dunque bis arcium. L'aggettivo latino gemellus vuol dire nella sua accezione più vasta accoppiato, doppio e in senso figurato simile, uguale. Gemellas era anche una città posta sulla costa africana del Mediterraneo, che l'itinerario antonino colloca sulla strada Lambese, Sitisio, Sitifi. Ancora oggi la facciata della cattedrale di Bisarcio presenta due arcate gemelle, poste ai lati dell'ingresso principale. Nel Medioevo la città di Bisarcio era un luogo di pellegrinaggio cristiano, marcato dalle caratteristiche impronte che i fedeli lasciavano sui muri della chiesa. Sono indicativi del santo cammino che questi pellegrini calpestavano, i segni dei sandali incisi nelle pareti delle chiese di Sant'Antioco di Bisarcio, di Santa Lucia a Mores e di San Francesco a Rebecco. In altre parole, il viaggio ancora percorso dai pellegrini nel Medioevo era quello indicato secoli prima dall'itinerario antonino, quando la strada da Gemellas o Bisarcius andava a Rebecco. Racconta Tito Livio che il tempio degli dei Penati o Pennati, situato sul Colle della Velia, uno dei tre cucuzzoli originari di Roma, era di forma circolare, simile a una torre nuragica. La tradizione conferma le parole di Livio e riporta che ai piedi della Velia sarebbe stato costruito il Tigillum Sororium, ossia l'arco di Orione, il primo arco di Roma, sotto cui passavano i soldati al termine della stagione di guerra come atto di espiazione. Una conformazione di tale geometria è condivisa dal mastio del nuraghe di Santo Antine, in agro di Torralba. Dalle torri est e ovest, che chiudono il mastio come un triangolo equilatero, si aprono due corridoi, chiamati impropriamente gallerie. Passando all'interno di tali archi, chiusi da volta a tolos, con enormi massi, si ha davvero l'impressione di passare sotto le forche caudine, quelle che i romani subirono nella sconfitta contro i Sanniti. Gli archi, in questo caso, sono gemelli, come le Gemeddas o Gemellas del Bisarcio. Un arco simile è stato costruito a Tirinto, dove la cosiddetta galleria est è un clone di quella sarda di Santo Antine. Un problema sul ritrovamento delle vestigie antiche di Gemellas o Bisarcium è costituito dal fatto che parte dell'abitato della città antica si trova in terreno privato, su cui non possono essere autorizzati, o per i quali sarà molto difficile ottenerli, scavi archeologici. In ogni caso, la grande cattedrale, posta oggi nella desertica piana che un tempo fu del popolo dei Tabulati, citati da Tolomeo, si erge maestosa a dominio della fertile terra di Logudoro. Grandi peccatori, grandi cattedrali, diceva uno storico, a proposito di luoghi a professione pagana.
Di Gemellas o Bisargium oggi possiamo visitare la cattedrale, un tempio cristiano romanico che risale al nostro Medioevo. Lì esperte guide illustrano le varie fasi costruttive dell'edificio di culto e dilettano il turista di aneddoti storici. Al piano superiore, attraverso una bifora, si può ancora osservare l'interno della chiesa e dalla parte opposta immaginare le strade con i suoi archi. Gemellas o Bisarcio è una città fantasma che aspetta di rivedere la luce della storia. Saludos a todos.